Un ritorno al passato, alle case di tolleranza, a quei luoghi dove le prostitute svolgevano la loro professione pagando regolarmente le tasse, luoghi leggendari nella memoria degli anziani, a riportare alla ribalta la riapertura delle case chiuse, l'iniziativa del sindaco di Mogliano Veneto Giovanni Azzolini, pronto a presentare alla Corte di Cassazione il quesito referendario per l'abrogazione della legge Merlin. È dal 1958 che se ne parla, ma finora non è mai stato fatto nulla di concreto. Adesso l'ultimo ostacolo sono le 500.000 firme da raccogliere entro il 30 settembre. Di abrogare una legge che di fatto non funziona, che non permette di gestire il fenomeno della prostituzione e quindi abrogandola si ritorna al passato alla possibilità di gestire il fenomeno delle prostituzione in dei luoghi di tolleranza controllati dallo Stato e magari dai comuni. Togliere le prostitute dalle strade e regolarizzare la loro professione. Questo è il sogno di Giovanni Azzolini. La raccolta delle firme inizierà venerdì. Per questo il primo cittadino di Mogliano si rivolge a tutti i sindaci d'Italia, ma anche ai normali cittadini affinché si organizzino con banchetti e gazebo per presidiare spazi pubblici, feste e concerti. Io faccio un appello a tutti, che può andare dagli amministratori locali, anche ai politici che credono e possono credere in questa battaglia, anche ai semplici cittadini che si muovano dal basso e che cominciano a fare dei piccoli comitati per dei gazebi, piuttosto che per aiutare come si fa in tutte le campagne di grande democrazia. Riaprire le case chiuse in zone industriali e comunque dove non rischiano di offendere il decoro pubblico, e le tasse pagate dalle prostitute potrebbero anche servire ai bilanci comunali. I 4 miliardi ricercati dalla manovra sull'IMU potrebbero arrivare direttamente da questo tipo di nuova fonte.